La notizia che il Veneto si posizioni come la quarta regione per disposizioni anticipate di trattamento, con oltre 18.000 testamenti biologici presentati ai comuni, nonostante la mancanza di campagne informative istituzionali, mette in luce l'importanza della questione del fine vita per i cittadini veneti. Erika Baldin, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, che al tema sta dedicando molte energie, ha espresso la necessità che il presidente Zaia e l'assessore Lanzarin si attivino insieme ai sindaci per informare i cittadini di questo loro diritto. Baldin ha ringraziato l'associazione Luca Coscioni per aver mappato le DAT presentate nei comuni italiani, sottolineando l'assurdità del fatto che sia la società civile a dover ricostruire una banca dati di interesse pubblico. Ha evidenziato che la legge sulle DAT risale al 2018 e che sarebbe necessario un monitoraggio governativo per garantire che i cittadini siano adeguatamente informati sui loro diritti. Ha inoltre citato l'Emilia-Romagna come esempio positivo nella regolamentazione dell'aiuto medico alla morte volontaria, sottolineando che il voto dello scorso 16 gennaio ha evidenziato una frattura tra la politica veneta e la società, ricordando però che il Consiglio regionale si era già espresso sul tema del fine vita, approvando una mozione nel maggio dello scorso anno con l'impegno di garantire la libertà di scelta senza condizionamenti politici. Infine ha esortato il presidente Zaia a rispettare quell'impegno approvando una delibera con la sua giunta, come è stato fatto in Emilia-Romagna e come richiesto anche da Marco Cappato e dal comitato promotore. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni, a Chioggia.